Presentiamo queste finaliste. In corsia 1 Rebecca Basso, Aquapolis. Corsia 2 Aurora Tasca, Aquapolis. Corsia 3 Sara Flavia Strimb, Hydros. Corsia 4 Anna Porcari, Team Veneto. In 5 Aurora Zanin, nuoto di nuoto 74. Corsia 6 Federica Groppo, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 7 Giorgia Gosetto, Lariantes Venezia. E in 8 Valentina Revelant, nuoto gemonese. Partita questa finale record 2012, Lara Bianchin 58,42. Ormai le conosciamo le ragazze a centro vasca, ritroviamo per l'ennesima fatica Strimba alla 3, Porcari alla 4 e Zanin in corsia numero 5. Vediamo ai 50, passaggio di metà gara. Quella che è la situazione, Aurora Zanin 28,98, Anna Porcari 29,19, la Revelant qua giù in corsia 8 29,60. Ancora la Zanin in vantaggio, già vinto la gara dei 200 in chiusura di ieri, vince anche oggi, sempre in chiusura, la prova dei 100, Auri Zanin 59,36. Anna Porcari 60,59 in seconda posizione, Fede Groppo 1,1,32 in terza posizione.